Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Cesare Caiani, 18enne di Sacile in forza all'Atletica Bruniera Friuli Intagli, continua a migliorarsi ed è interessante seguirlo non solo per i tempi che realizza, ma anche per la facilità di corsa e per la determinazione che mette in pista. Sabato a Pordenone ha battuto, dopo 43 anni, lo storico record regionale junior dei 3000 siepi di Maurizio Baldan, 9, 5 e 4, a Udine il 19 luglio 1978. Correndo in 9, 4 e 50 e precedendo l'ex compagno di squadra, Paolo Molmenti, passato quest'anno alla Biotecna Marcon, che a sua volta si è migliorato con 9, 7 44. Caiani l'anno scorso aveva vinto i campionati italiani allievi sui 2000 siepi e quest'inverno era stato d'argento ai nazionali junior di cross. Team Entran 10K alla Tisana, vittoria dei Veneti Edgardo Confessa e Chiara Pianeta. Finalmente il sole ha sorriso alla seconda edizione della Team Entran 10K. 320 atleti, numero chiuso imposto dagli organizzatori per garantire la sicurezza degli stessi, hanno dato vita a questa competizione FIDA a carattere nazionale, la prima corsa su strada nella provincia di Udine del 2021. Nella giornata dedicata a tutte le mamme hanno vinto Edgardo Confessa in campo maschile e Chiara Pianeta tra le donne, mettendo la firma sul fresco Albodoro inaugurato lo scorso anno sotto la pioggia da Luca Parisi, Axi Campidoglio Palatino e Marta Fabris del team KM Sport. Il vincitore ha saputo imprimere i ritmi giusti fin dal via e a metà gara se ne è andato da solo per raggiungere il traguardo in piazza Indipendenza dopo 32 minuti e 54 dal via. Alessio Milani dell'Atletica Monfalcone ha conquistato un buon secondo posto in 33,2 davanti ad Enrico Spinazze, Atletica Ponzano terzo in 33,25. Quarto un altro atleta veneto, Federico Bordignon, Vicenza Marathon in 33,29 e quinto il carnico Giuseppe Puntel, Sportiamo in 34,2. Nella top 10 decimo un altro portacolori della nostra regione, Dario Turchetto della Polisportiva Montereale. Le parole del vincitore e dei nostri Milani e Puntel, sentiamoli. È stata una gara abbastanza combattuta, mi chiamo Edgardo Confessa e vengo da Vicenza e corro per la Salcus di Rovigo. Ho cercato di fare da subito un ritmo molto elevato per scremare il gruppo, siamo rimasti in 3 e poi dal quinto chilometro ho preso il largo da solo e ho cercato di gestire il vantaggio fino alla fine. Non è stato facile perché gli avversari erano molto forti, però ce l'ho fatta e sono contento. Domenica maratona a Trieste, la sentivo un po' nelle gambe, però sono contentissimo che abbiamo ricominciato a gareggiare, che ci si ritrova tutti. E questa è una manifestazione meravigliosa, anche se vengo da Vicenza verrò anche il prossimo anno. Sono arrivato secondo, il primo ha fatto un buon ritmo da subito, siamo rimasti in 3 e a metà gara ha forzato ancora un po', ha mantenuto e noi non ce la facevamo. E da lì ho preso l'iniziativa io sull'altro per cercare di tornare dietro al primo, ma non ci sono riuscito, però il mio forza ha funzionato e sono andato solo per tutta la metà gara e sono arrivato secondo, bene, contento. Sono felice di correre con Giuseppe qua a fianco, ci becchiamo ormai quasi ogni domenica. Giuseppe, quinto posto, ti soddisfa? Sì, sono contento anche di aver rivisto il mio amico Alessio, che è forte, che secondo me quest'anno farà un'ottima maratona se glielo consentono. La gara di oggi ho provato a tenere i primi per un 3-4 km, poi ho dovuto mollare perché tenevano un ritmo troppo elevato. Ho fatto tutto il ritorno da solo, comunque tutto sommato sono contento. Speriamo che continui così senza infortuni, che è già bene. Complimenti ancora ad Alessio, il mio amico, ormai che ci conosciamo da 20 anni, siamo sempre amici. Bravo! Tra le donne Chiara Pianeta del team KM Sport di Verona ha prevalso di misura sulla compagna di squadra Ariana Lutteri. 37,41 il tempo impiegato dalla vincitrice, 12 secondi in meno della seconda, mentre la terza posizione, prima atleta regionale, l'ha occupata Erika Franzolini, Bruniera Friuli Intagli, in 39,1. Per il gruppo sportivo veronese si tratta del secondo successo di fila, dopo quello dello scorso anno di Marta Fabris. Al quarto posto Lisa Carraro, Vicenza Marathon, e al quinto Anna Nanu, Atletica Rimini Nord. Seconda regionale, settima al traguardo, Valentina Bonanni, Bruniera Friuli Intagli.
È stato molto apprezzato dai runner il nuovo percorso, più veloce e panoramico del precedente, disegnato sulla pista ciclo-pedonale fino a toccare un tratto della passeggiata sul tagliamento, per poi concludersi nel centro cittadino di Piazza Indipendenza, ha soddisfatto tutti anche grazie a una mattinata climaticamente perfetta. La gioia per il buon esito della 2 giorni di sport nelle parole dell'assessore allo sport Daniela Lizzi. Ascoltiamola. Buongiorno a tutti, seconda giornata di sport a Latisana, sono veramente contenta come assessore allo sport di Latisana con questa giornata meravigliosa, straordinaria. Anche ieri abbiamo avuto una bellissima giornata di sole con la gara di mountain bike che ha avuto un grandissimo successo e anche oggi grande successo con questa gara podistica di 10 km Team and Run, è una giornata veramente che dà la speranza e soprattutto l'entusiasmo per andare avanti e per vedere un futuro migliore, un futuro normale, ma soprattutto migliore di quello di prima. Questa è la nostra grande speranza, il nostro grande entusiasmo e la passione con la quale cerchiamo di promuovere il nostro paese, la nostra città. Anche oggi tutti gli atleti hanno potuto vedere le nostre bellezze del territorio, il nostro lungo fiume tagliamento, il nostro argine, le nostre golene del fiume, è un paesaggio veramente straordinario. Abbiamo raccolto alcuni commenti degli atleti che sono arrivati e sono veramente entusiasti di aver fatto questa bellissima corsa, aver visto tanto entroterra che non conoscevano, e questo è il nostro scopo. Sono venuti da tutta Italia e oggi è veramente una vittoria per noi, una rivincita dall'anno scorso che abbiamo avuto una giornata veramente di pioggia, seconda edizione, e quindi appena finito qui cominceremo a preparare la terza. Grazie mille, grazie a tutti, grazie. Ma Latisana ieri ha lanciato anche un messaggio incoraggiante. Si deve, si può ripartire. Lo aveva detto a gennaio Ezio Rover, presidente del comitato FIDAL di Pordenone, presentando il calendario di Coppa della Destra Tagliamento con tutte le tappe e le società aderenti. Trieste è già più che rodata con le varie Muglia-Longa, 21K e ora viaggia spedita verso la prossima Corri Trieste del 23 maggio. La provincia di Udine ha acceso i motori a Latisana. È stato un weekend sportivo indimenticabile con l'organizzazione della Pro Latisana, dell'amministrazione comunale di Latisana e Ronchis, ma anche della collaborazione della Pro Latisana, della Consulta dello Sport, del gruppo Mamme Latisanotta, dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Latisana e del locale Interclub Bassa Friulana. Sabato aveva preso il via il torneo di qualificazione ai campionati italiani di tennis tavolo con la regia dell'ASD Tennis Tavolo del Palazzetto dello Sport, e si era corso il Team and Cross River organizzato dalla Sagita Bike, e a chiudere il trittico degli eventi è stata l'Athletic Club Apicilia con la corsa podistica. Queste ultime 2 competizioni si sono disputate in centro città per far conoscere agli atleti le meraviglie naturali che il tagliamento regala a chi le frequenta. Che sarebbe stato un successo si era capito dalla vigilia, quando è stato assegnato l'ultimo dei 320 pettorali disponibili, sotto la spinta dello speaker Maurizio Forner, che accoglieva i runner al traguardo a ritmo tambureggiante, come la musica che si diffondeva per tutta la piazza. Si è vista la gioia di incontrarsi di nuovo, di condividere una passione. Salvatore Vazzana, con il team della Picilia, ha avuto il merito di credere in questi valori ed è stato premiato dal risultato, non solamente tecnico, ma soprattutto sociale. Sentiamo quello che ci aveva detto prima della partenza. Una giornata splendida e con dei campioni che stanno onorandola. Sei stanco e contento? Sì, diciamo la stanchezza c'è perché organizzare questi eventi si sente, però siamo stracontenti perché raggiungere l'obiettivo di 320 pettorali a disposizione e avere 320 atleti da tutta Italia ci fa soltanto onore. Siamo contentissimi, perfetto. Ieri il Sagita Bike com'è andata? Ieri la gara è stata eccezionale, quindi diciamo tante partecipazioni di ragazzi in mountain bike, quindi diciamo che 2 giorni a Latisana veramente festa dello sport. Ci sono altre 2 gare in giro per Latisana appunto per riempire la festa dello sport. Diciamo che il 2021 ci porta bene, speriamo di continuare anche il prossimo anno, sperando sempre nel bel tempo. Sicuramente il bel tempo serve perché poi anche turisticamente gli atleti che vengono qua sono interessati a partecipare, poi magari fanno un salto a Lignano. Diciamo la partecipazione è stata ampia, con atleti di buon valore, questo sì.
Mi preme un po' sottolineare tutto l'aspetto organizzativo, perché organizzare così al centro di Latisana non è semplice. Devo ringraziare l'amministrazione comunale della disponibilità che ci hanno messo loro. Tutta l'organizzazione è anche partita dalla Pro Latisana, che effettivamente quest'anno ha dato un segno di ottima organizzazione. Complimenti Salvatore, poi c'è tutto da sparecchiare, quindi tu sarai impegnato fino a stanotte. Ma diciamo che i nostri soci sono preposti lungo il percorso, quindi terminata la gara faremo molto velocemente a pulire tutto. Renzo Roiatti è il coordinatore tecnico di macro area per il nord-est della Federazione Italiana Triathlon. Dopo un attento confronto con lo staff tecnico Alberto Casadei, coordinatore tecnico dell'attività giovanile della FITRI, ha comunicato al Consiglio federale i nomi dei coordinatori tecnici di macro area per l'attività giovanile e dei referenti tecnici giovanili territoriali. Entrambi sono ruoli di assoluta importanza per il movimento, rappresentano l'area tecnica sui territori, collaborano con i comitati e le delegazioni regionali, lavorano per la diffusione del triathlon e segnalano le eccellenze che emergono dai territori. Per il Friuli Venezia Giulia, Renzo Roiatti è stato nominato coordinatore tecnico per l'area del nord-est. Si tratta di un riconoscimento professionale importante per il tecnico 47enne di Pradamano, ma originario di Faedis. Roiatti, che è stato buon dirigente di società sportive e atleta, in questa nuova veste garantirà la professionalità e le conoscenze utili ad affrontare nel modo migliore il compito. Ringrazio la FITRI per questa opportunità, ha detto Roiatti, con la promessa di mettere la mia esperienza del mondo dello sport al servizio del ruolo di coordinatore di macro area. Un pensiero riconoscente a tutti gli atleti e società con cui ho collaborato e collaboro. Questo è un traguardo anche merito loro. E domenica 16 maggio si ritorna a correre con il gruppo podistico Olivenza che organizza, dopo un anno di stop, la 20ª edizione del trofeo Città di Sacile, Gran Premio Olivenza Viaggi. Lo fa in collaborazione con il Comune di Sacile e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con una manifestazione di corsa su strada a carattere nazionale con percorso omologato di 5-10 km. La gara è valida anche come terza prova della 34esima edizione di Coppa Provincia di Pordenone 2021 e segue quelle di Bruniera e di Tramonti di Sotto. L'ultima edizione, del 2019, era stata vinta da due etiopi, Derece Tola Megersa in campo maschile e da Egidu Ayele Meseret tra le donne, entrambi portacolori dell'Atletica Saluzzo. Il ritiro pettorali e conferma iscrizioni avverranno sabato 15 maggio dalle ore 17 alle 19, domenica mattina prima della gara. Chiusura iscrizioni entro e non oltre giovedì 13 maggio. Ecco il programma. 8:30 ritrovo giuria e concorrenti in Piazza del Popolo a Sacile. 9:30 partenza categoria allievi allieve e tutte le categorie femminili e maschili M60 e over, percorso di 5 km. 10:15 partenza categoria assolute maschili e senior master M35-55 su un percorso di 10 km. E questa era l'ultima notizia per stasera. Grazie per la fedele attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.